ieri sono iniziate le sottoscrizioni per le quote dell'aeroporto di Agrigento, stanno continuando oggi. Possiamo fare già un piccolo consuntivo di come sta andando l'iniziativa? Sì, l'iniziativa sta andando benissimo, notiamo grande entusiasmo nella popolazione agrigentina, evidentemente è un progetto molto sentito perché sarà un volano e una grandissima infrastruttura. Già ieri ci sono state tantissime sottoscrizioni, da quelle dei privati che partono da 1.000 euro a quelle dei grossi imprenditori. Abbiamo raggiunto cifre che per l'inizio sono veramente significative, vorrei dirla, ma abbiamo raggiunto una cifra di oltre 300.000 euro. Chiaramente non possiamo dire chi sono i sottoscrittori, però comunque ci sono le grandi imprese dell'Agrigentino che hanno sposato e condiviso questo grandissimo progetto. Notaio, ecco, fino a quando ci sarà tempo, giusto per... Allora, ci sarà tempo fino al 30 settembre, però è giusto che chi debba sottoscrivere cominci a venire allo studio, comunque a dare i documenti e le generalità, e anche perché così ci si può organizzare al meglio. Non arriviamo all'ultimo, ma chi effettivamente sposa il progetto che venga allo studio e si faccia promotore di questa iniziativa e sottoscrittore delle relative azioni. Ripeto, l'azione ha un valore minimo di 1.000 euro, quindi c'è un azionariato diffuso, non bisogna fare nessun versamento iniziale, i versamenti partiranno dopo il 30 settembre se si raggiungerà la quota di 2.000 azioni sottoscritte, quota che noi veramente auspichiamo si raggiunga. Anzi, lancio un appello qui insieme al mio amico onorevole perché questa cifra possa essere superata e finalmente Agrigento possa mettere le ali. Diciamo che già come primo giorno è andata benissimo, abbiamo raggiunto più di 340.000 euro di adesioni, di azioni comprate, gli imprenditori stanno rispondendo benissimo al nostro input e alla nostra iniziativa, che è stata portata avanti non solo dalla politica ma anche dal comitato, che veramente da 2 o 3 anni ogni giorno ha investito su questo progetto. Veramente oggi siamo orgogliosi dell'obiettivo raggiunto, perché già come primo giorno superare 300.000 euro è una cosa importante, soprattutto nel nostro territorio che di solito è molto diffidente. Allora, sulla diffidenza cosa dico? Credeteci questa volta, perché ci stiamo mettendo la faccia, perché veramente ci sono una compagine societaria importante e quindi siamo tutti qua a mettere non solo la faccia ma anche a metterci i soldini affinché questo progetto vada avanti e si possa finalmente realizzare. Ecco, quando lei ha lanciato un'iniziativa al Teatro Pirandello si aspettava questo riscontro? Diciamo che la mattina ero un po' nervoso, perché di solito quando ad Agrigento si fanno le cose non si sa mai come finiscono, ma quella mattina quando ho visto veramente tanta gente, tanti imprenditori, tanti cittadini che hanno partecipato, là mi sono rincuorato. Allora subito ho detto proviamo a fare 2 giorni di sottoscrizione, vediamo cosa succede, e da quei 2 giorni già abbiamo visto che veramente la partecipazione è stata massiccia, ma non dobbiamo dire che non sono solo questi 2 giorni, ma la sottoscrizione avverrà fino al 30 settembre, come ha detto il notaio. Prima comunque sottoscriviamo, prima raggiungiamo l'obiettivo e prima iniziamo naturalmente a portare avanti il nostro progetto. Diciamo che l'iniziativa sta partendo col piede giusto e abbiamo ricevuto adesione, quindi già la sottoscrizione da parte di parecchi imprenditori, tra l'altro qualcuno che viene da Modena, qualcuno che viene da Napoli, quindi non solo agrigentini, ma anche una buona risposta da parte della zona del Messeno. Abbiamo qua con noi l'assessore alle infrastrutture che sta sottoscrivendo sia come imprenditore con la sua società, sia per il comune di Mazzarino. Quindi le cose sembrano procedere per il verso giusto, si invitano quindi tutti i cittadini e tutte le istituzioni a partecipare in maniera tale che si raggiunga l'obiettivo dei 2 milioni di euro nel più breve tempo possibile, non aspettando il 30 settembre. Siamo qua per questa grande opportunità che sta offrendo la comunità agrigentina, anche perché noi ci sentiamo quasi cugini, in quanto sta anche decollando, visto che parliamo di aeroporto, anche il SIRU. Il SIRU è il sistema interprovinciale di rango urbano, e dove noi, il nostro comune di Mazzarino, fa parte con 10 comuni dell'Agrigentino. Speriamo bene, ci crediamo, Agrigento è diventata capitale della cultura, ma già non si va a conoscere ora capitale della cultura ora, ma si conosceva con i templi famosi da Agrigento in tutto il mondo. Ci crediamo, speriamo di mettere le ali tutte e di fare rete. Il nostro motto è fare rete anche interprovinciale, e il Comune di Mazzarino è presente, oggi è il primo presente a sottoscrivere le quote.